La presentazione del primo festival della bonifica si è svolta proprio a San Donà di Piave, dove giusto 100 anni prima si tenne il primo congresso regionale per le bonifiche venete. Questa idea di bonifica integrale nacque proprio qui quasi 100 anni fa, nel 1922, nel marzo del 1922, su iniziativa di un grande uomo di questo territorio, che fu Silvio Trentin, il quale, professore ordinario di diritto commerciale alla Università Ca' Foscari, si occupò però anche del suo territorio, visto che era un economista, anche della redenzione dei terreni mefitici cosiddetti, no? delle paludi malsane, e quindi recuperando terra per il lavoro, per l'agricoltura. Il festival è stato organizzato dall'AMPI Veneto e dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova. Il festival vuole essere un momento importante per dialogare con la cittadinanza, per dialogare con chi lavora e opera quotidianamente nel territorio, quindi sia da un punto di vista economico, sia anche solo come residenti di queste terre che sono artificiali, che non esistevano, e quindi trasmettere anche questa, l'importanza e il valore che ha il territorio, che ha l'ambiente. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua, quindi siamo all'interno di Agenda 21, quindi qual è l'agenda del XXI secolo, e noi tutti siamo responsabili di mantenere questo nostro territorio, di mantenerlo vivo, di mantenere una qualità di vita che sia sempre più importante, sempre più ricercata. Le varie realtà del territorio come hanno risposto al vostro progetto? In modo positivo o negativo? Come? Ma in modo molto positivo, perché credo che porsi in un mondo come questo, in una realtà come questa, in un territorio come questo, porsi a dire siamo trasparenti, vogliamo coinvolgere tutti, siamo assieme a degli attori importanti, ripeto, su questa partita avere il supporto dell'università significa l'innovazione, significa il futuro. Ecco, essere su questo per noi è importantissimo ed è stato un grandissimo riscontro. Fondamentale è stata anche la partecipazione della Regione Veneto che, come ci racconta il vicepresidente Gianluca Forcolin, ha scelto di introdurre il festival tra i grandi eventi. Per trovarci pronti a queste nuove sfide noi dobbiamo guardare oggi a questi cambiamenti climatici, ai bacini di laminazione, agli investimenti che la Regione sta facendo assieme proprio ai consorzi di bonifica, ma per capire anche quali altre soluzioni ci devono essere nell'utilizzo dell'acqua, bene assolutamente prezioso, perché oggi la cosa che è chiara e lampante è che si consuma molto più velocemente l'acqua di quanto tempo invece ci vuole per riprodurla, per averla a disposizione. Per cui questa è la nuova sfida, poter contemperare con parsimonia appunto l'utilizzo dell'acqua.